Buon Pescato Siciliano è un progetto ideato e che ha risposto alla misura 5.68 del FEAMP 2014-2020, che è una misura che ha dato la possibilità di migliorare e valorizzare i prodotti ittici. Ha trovato sponda sicuramente nella nostra OP questa misura, tant'è che abbiamo colto a volo questa bella opportunità per cercare di valorizzare alcune specie ittiche che ormai non trovano più spazio sia nel mondo della ristorazione ma anche nelle nostre tavole. Attraverso quindi dei cooking show abbiamo cercato di riprodurre delle ricette proprio che richiamassero le vecchie tradizioni, le vecchie ricette della nostra nonna e magari alcune rivisitate in chiave moderna e quindi presentarle proprio attraverso la cucina gourmet. Tanti chef hanno aderito alla nostra iniziativa e abbiamo realizzato una serie di ricette che saranno poi divulgate in alcuni canali tematici sia online che in alcune emittenti televisive. A margine del progetto, attraverso la delocalizzazione di alcuni punti strategici, di alcuni proprio gazebo che verranno collocati in apposite località sia a Favignana, San Vito che a Trapani, cercheremo di divulgare quanto più possibile cosa ha significato la realizzazione del buon pescato siciliano attraverso alcuni strumenti, un ricettario, attraverso alcuni video, cercando di dare un supporto completo e totalitario di ciò che è significato mettere in atto buon pescato siciliano. Oggi dal nostro mare, dall'OP di Trapani e le isole Egadi, sono arrivati degli sgombri. Lo sgombro è un pesce molto interessante, si può fare da un aperitivo, un antipasto fino al secondo, si può conservare per il periodo che non trovi il pesce fresco, quindi un pesce molto versatile. Come lo prepariamo, Rosy? Allora, oggi andremo a fare una busiata, quindi la tipica pasta fresca nostra trapanese, con lo sgombro, il pomodorino, le melanzane e il basilico e lo completeremo con delle mandorle tostate, quindi tutti i prodotti di questo periodo. Si avvicina la bella stagione, quindi ritroviamo quelli che sono i prodotti della terra e del mare. Quindi andiamo a iniziare il nostro piatto facendo un soffritto con l'aglio. Utilizzeremo l'aglio della nostra terra, quindi l'aglio rosso di Nubbie. Lo andiamo a tritare finemente tenendo l'anima del nostro aglio, che siccome è un buon aglio, quindi già ha una buona digeribilità di suo, può essere tranquillamente utilizzato con la sua anima. Perché i nostri piatti hanno un'anima. Ah, sicuramente, data sia dalla bontà delle materie prime che utilizziamo, sia dall'amore che mettiamo nel farli. Facciamo partire? Vai, col nostro olio extravergine di oliva. Aspettiamo che riscalda un pochino. E mettiamo a rosolare il nostro aglio. Nel frattempo che l'aglio rosola, prendiamo il nostro pomodorino e lo andiamo a tagliare. Senti che profumo che viene dalla padella con l'aglio che rosola? Sì. Allora, i nostri pomodori sono pronti. L'aglio ci siamo, andiamo ad aggiungerli. Nel frattempo prendiamo il nostro sgombro, noi sfilettiamo lo sgombro in filetti dove andremo poi a togliere gli eventuali residui di spine, così eviteremo di trovarceli poi nel nostro sugo.
Soprattutto bisogna stare attenti alle spine laterali e a quella centrale. Tagliamo il nostro sgombro più finemente possibile. Un tritato di sgombro fatto a coltello. Facciamo rosolare insieme tutti gli ingredienti. Aggiungiamo il sale e il pepe. E un filo d'acqua per far completare la cottura dello sgombro. Mettiamo un po' il coperchio. Prendiamo il nostro basilico e lo tritiamo finemente. E lo lasciamo da parte perché lo andremo ad aggiungere quando la cottura sarà quasi ultimata. Nel frattempo che continua la cottura del nostro sugo, prendiamo le mandorle che andremo a tostare in una padella con un filo proprio di olio e poi, una volta abbrustolite, le triteremo finemente a coltello in modo da ottenere una granella abbastanza consistente. Allo stesso modo prendiamo la nostra melanzana che andiamo a tagliare a cubetti e a friggere questi sono tutti elementi che andremo ad aggiungere al nostro sugo solo una volta ultimata la cottura. Posso cominciare a preparare la pasta? Sì, noi oggi utilizzeremo la busiata che, come abbiamo detto, è la tipica pasta fresca della nostra zona che viene fatta a mano, e questa è molto particolare perché è fatta con un grano antico, il grano di Tumminia, giusto? Molita a pietra, ho detto bene? Bene. E quindi andiamo a vedere se è cotta la pasta. Vado. Nel frattempo io completo il sugo. Facciamo asciugare un po' l'acqua che ha ceduto il pomodoro. A questo punto andiamo ad aggiungere le melanzane. Ecco, la nostra busiata è pronta. Ok, perfetto. Mettiamo le mandorle, un po' di mandorle tostate, le altre poi gliele metteremo all'uscita. E aggiungiamo la nostra busiata. Amalgamiamo per bene il tutto facendolo saltare un po' in padella con tutti gli ingredienti. E a questo punto procediamo. Profumo intenso di mare. Sì. No, non sembra che sta dando a me mangiare. Vuoi? No. Impiattiamo. Meglio che impiattiamo, dai, se no. Ok. Questo basilico. Prendiamo un po' di mandorle tostate che avevamo lasciato per metterle sul piatto all'uscita.
una foglia di basilico a decorare. E il nostro piatto è pronto. Che dici? Si può fare? Si può fare. Sempre la domanda mia, quanto costa? Allora, qui siamo sempre intorno a €1 circa di prodotti, considerando che c'è la busiata fresca, ma comunque un piatto che si può fare facilmente a casa con un costo abbastanza contenuto e con un sapore tutto da scoprire. Quindi buon pescato siciliano. Buon appetito! In realtà per per i pesci di piccola taglia non vale l'allarme mercurio, il problema si pone molto per i pesci di grossa taglia come ad esempio tonno rosso, tonno pinne gialle o comunque pesce spada, perché in loro c'è un effetto accumulo, nel senso che la quota di mercurio non è solo quella che hanno, diciamo, naturalmente, ma quella che anche prendono dai pesci di cui si nutrono, quindi pesci medi e piccoli. Più piccolo è il pesce, minore è l'effetto accumulo, per cui un pesce piccolo avrà una minore quota di metalli pesanti, come ad esempio il mercurio, uno fra tutti, ma anche cadmio, insomma, però il mercurio è quello più presente. E allora, lo sgombro lardiato. Innanzitutto abbiamo due meravigliosi sgombri, sono abbastanza grossi come vedete, e per insaporirli dentro, oltre a questa incisione che abbiamo fatto per pulirli, andiamo a fare delle incisioni lateralmente in modo tale che le andiamo a condire anche all'interno e nella cottura si insaporisce tutto il pesce. Pronto, l'uovo è caduto, lo rimettiamo al suo posto. Facciamo un pestato, proprio un pestato, non facciamo un pesto, che è diverso, con dell'aglio, perché l'ardiata appunto l'aglio ci vuole. Mettiamo il sale per agevolare oddio. È fresco l'aglio ed è fresco il pesce. E allora andiamo a metterci un po' di origano. Piatto che è molto profumato questo. Ok, e andiamo a schiacciare proprio. Deve essere proprio una crema, deve venire fuori. Ok, penso che ci siamo. Allora, andiamo a salare il pesce. E andiamo a farcirlo. Facciamo così. Poi ci aiutiamo con le mani.
Completiamo l'intingolo che poi ci servirà anche ci aiuta nella cottura del pesce. Perciò mettiamo del pomodoro tagliato a pezzettini piccoli, dove abbiamo pestato l'aglio, dove c'è ancora un pochettino di aglio. Pestiamo pure un po' il pomodoro. Aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva e un pizzico d'aceto. E ora possiamo andare a cuocere il nostro pesce. E allora prendiamo i nostri sgombri e li mettiamo sulla brace. Eccoli qua. Li lasciamo cuocere. Iniziamo la cottura. Mettiamo il nostro pesto che abbiamo fatto poco fa, lo spennelliamo con del rosmarino fresco, perciò abbiamo ancora un altro aroma che diamo al nostro pesce e andiamo a insaporire. Nel frattempo si cuoce, ci vuole un po' di pazienza. Il pesce è molto delicato, perciò bisogna stare attenti anche quando si gira, perché già, vedi, tende sempre a rompersi un po'. Ecco già che da un lato ci siamo con la cottura, spennelliamo un altro poco, così lo ammorbidiamo. Eccoci qua all'impiattatura. Abbiamo cotto il nostro pesce e ora lo andiamo a metterci a condirlo con il nostro pomodoro che abbiamo pestato prima, un uscello di rosmarino, un filo d'olio, In modo di preparare lo sgombro e e il poi pesce azzurro. giustamente l'ultimo odore non può mancare, che è l'origano. Questo piatto abbiamo fatto un food cost di meno di 3 euro a persona. È un pesce saporito che trovi fresco dal pescivendolo, dal pescatore, perché non c'è altra alternativa. Si può fare arrostito, che è il migliore, o in padella se non hai la brace, la possibilità di fare la brace, puoi fare una cosa più sbrigativa, ma i profumi e i sapori rimangono veramente eccezionali.